in emergenza. Così sono emozionato, Matti, voglio condividere con voi altri. Stasera go a finale del torneo di Buraco come cognato in patronato. So agitare come un scarbonasso. Non ho mai studiato così tanto in vita mia per pareggiarmi a una roba, guarda. No, su questo non ho dubbi, guardi. Ma scusi, l'urgenza era informarci che lei è arrivato in finale del torneo del Burraco. È già così. È bello condividere i momenti fondamentali della vita di un uomo. Vuoi che vi conta solo i rogni? No, Erogne no, ma no, il l'urgenza- burraco, Scusi. Va bene, mi conto i rogni e ora, guarda che roba. Siccome i vecchiotti che aspettano al dottore, sono disgrazie, vuoi sapere? No, Vabbè, e ora domani a mezzogiorno go a fare un collegamento con l'ONU. I mega chiesto un discorso sulla situazione politica mondiale. Va bene, siamo contenti. con l'ONU. Scusi, cioè, con tutto il rispetto per il torneo del Burraco, Socugnà e a finale e tutto il resto, sarà più importante che ci chiami per spiegarci sta cosa? Cioè, non capita mica tutti i giorni. Come volete, ragazzi. E ora, vabbè, già che ci siamo, allora fatemi un piacere. Essendo voi i miei sfigati consiglieri, Fidati. Però anche sfigati, visto che siamo i sui, È vero. ho caro anticiparvi il discorso che leggerò domani, così mi dai una mano, insomma, però vi prego di non stare a fare i pettenei, di correggere i virgole, cercate di capire il senso che ho dato. Guardi, assessore, con tutto il rispetto, cioè, e virgole è l'ultimo dei problemi dei suoi discorsi. Troppo buono, Io devo pensare la stessa roba. troppo buono. Amici dell'ONU, buongiorno. È Così. stato un anno intenso e difficile, un anno in cui noi politici abbiamo dovuto fare i conti coi sentori dei cittadini. Spesso il popolo si è sentito trabalante, insicuro, paracaro. 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 Precario sarà. Precario. Paracaro è un'altra roba. Precario. Ma come disse Bob Marley salendo sulla scala, speriamo che regge. No, però, Reggae. Assessore, la prego. I cittadini spesso si sono sentiti poco ascoltati, poco capiti. Poco capiti come quel cliente dal salumiere che ha chiesto quanto costa sto prosciutto? 5 euro a letto. E se me alzo? Capire. Mi si capì perché 5 euro lei domani dice questa cosa all'ONU. Sì. Cosa ha detto? Dito che traduca puito quei cuffietti che ha tutti. Speriamo. Andiamo avanti. Nel nostro globo c'è un problema che andrebbe urlato al mondo intero. Come dicessero quella volta sullo spazio, Whitney Houston, abbiamo un problema. C'era Whitney Houston. E allora, noi politici, facciamo un mea polpa. Vogliamo fare un mea polpa? Un mea culpa, assessore. Cos'altro? Mea polpa. I politici sono più impegnati a essere gente di spettacolo che occuparsi delle persone. Vogliono solo apparire e fanno di tutto pur di farsi vedere. In realtà il bravo politico deve stare sconto, comportarsi come l'indaco sull'arcobaleno. Nessuno sa come è fatto, ma lui silenziosamente agisce, fa. Ma questo è un bel esempio, assessore. Grazie. Così deve fare i discorsi, E ora funziona. Cosa? Funziona cosa? Funziona, scusi. Ho un sito dei discorsi, ogni tanto caccio dentro qualche frase, copia e incolla. Pensavo anche di aver sbagliato, pensavo che era sindaco, invece qui scrive indaco. Questo sarebbe indaco. L'indaco è un colore, l'indaco, cioè Sì? che sei un sindaco sull'arcobaleno. Mi pareva strano, non so che aveva votato Pollon, chi sei che aveva Ma votato? Ma andiamo avanti. ONU, noi Italia abbiamo accelerato il sviluppo dell'economia. Finora siamo stati il brucomela dell'Europa, ma ora siamo il blu tornado. E questa invece sicuramente l'ha scritta lei, vero? Magari 3 mesi fa quando siamo stati a Gardaland. Ricordi. ONU, ogni nazione ha delle peculiarità. Peculiarità, guardi. Senz'altro che essere evidenziatore. Aspetta. Vabbè, dai. Saluto i miei amici cinesi, Konnichiwa. Cinesi che hanno scoperto nel sud della Cina un embrione di dinosauro che si è conservato in maniera impeccabile per 70 milioni di anni all'interno del suo uovo. Vero? Complimenti perché mi uovi intieri non so neanche a buon portarli dal supermercato fino al frigo e casa mia. Incredibile. Ad ogni modo, bravi per aver cattato l'embrione, ma vi ricordo che gli amici americani è da anni che hanno già riportato in vita i dinosauri, no? Vabbè, questa è la prima che sento. Nessuno ci è riuscito, assessore. Certo che sì, ho visto proprio ieri un documentario, giurasse qua.
No, guardi, guardi, nessuno è riuscito, si fidi di me, nessuno ci è Il riuscito. documentario giurasse qua, ragazzi. Assessore, lei può giurare quanto vuole, ma nessuno ci è riuscito. No, è il nome del documentario, giurasse qua. Era. Jurassic Park. Me dico di sì. Ma mi dico di sì, ma non sei un documentario, sei un film, assessore. Ah, non sei un documentario. Non li ha fatti risuscitare veramente. Ma lei non si è accorto che è un film, no? Cioè, voglio dire, non è Guarda, un documentario. ti giuro che un po' mi spaventava. Bravi, ma un po' mi spaventava. Un conto se cattare un lievore per strada, un conto se cattare un T-Rex, capito? Te mandi più se ti tiri sotto, per carità, però cioè, via, insomma, se possibile. Ogni modo, dai, vedremo se ce la faranno i cinesi. Allora, se non ci sono già riusciti in qualche laboratorio, magari. Non credo, non sono a conoscenza, Visto che lo sapremo, dai, che si è fatto risuscitare i dinosauri. Credo che da un laboratorio non faria mai uscire robe strane che potrebbero essere pericolose per l'umanità, dai. Andiamo avanti, assessore. Vado avanti. Un plauso al Giappone, che è riuscito a gestire la crisi dell'assenza delle patatine fritte da McDonald's. Bravissimo. Bravissimo. Sono partiti dall'America 3 aerei cargo di patate. Sì. Scusate, 3 aerei carghi di patate. Ho sbagliato. Il problema non è cargo, c'era l'unica parola giusta che ha detto. Di tutto il discorso. Esatto. E allora hanno risolto il problema. Allora impariamo dai giapponesi le priorità di un popolo. Per carità, non tutti avranno cibo, non tutti arrivano a fine mese, ma le patatine fritte non possono mancare. Allora, come dicono in Giappone, viva la patata! Evviva! ONU! Mi scuso per gli altri paesi presenti che evidentemente non hanno fatto niente di interessante, con tutto il rispetto, ma devo fare un secondo applauso alla Cina. Saluto di nuovo gli amici cinesi, Konnichiwa. Konnichiwa. No, se è la seconda volta si dice Konnichiwa. Però se non ti sei... non interrompermi, cortesemente. Konnichiwa. Certo. È la terza volta, scusi, assessore? Non lo so, penso sia sempre così. Fin qua arrivo, non so che posso avere tutti i numeri. Cosa ha fatto stavolta la Cina? Prometto, amici cinesi, che mi impegnerò col governatore del Veneto Luca e col premier Dragon Ball a cavare da quanti chilometri quadrati dal territorio trentino, tutti per voi. Perché, scusi? Beh, avevi sentito che a Cina ha riconosciuto il Prosecco Doc Veneto, finalmente, no? Sì. Seguiamo a fare un altri 2 miliardi di bottiglie in più di Prosecco per i cinesi, bisogna slargare Valdobbiadene, ragazzi, non ne basta mica a terra, come però non credo che non è possibile. Non si può fare. Dragon Ball, sì, in mezzo un decreto per il Covid impira anche l'annessione al Trentino. Ma non si può fare. La gente non si incorge, guarda solo il Covid, mascherine all'aperto, super green pad dappertutto e la provincia autonoma di Trento entra in Veneto. No, assessore, no. Sarà una grande unione Veneto-Cina, così finalmente che ha senso il termine ombre cinesi, no? Ma no, vada avanti. ONU, concludo, dolci nel fungo, dandovi l'arrivederci all'anno nuovo. Che sia oggi un nuovo inizio. Come dice la maestra ai scolari quando suona la campanella il sabato, dopo una lunga ed estenuante settimana, alunni! Via. E che dice alunni, che i potei che va a scuola noi dice alunni, ma che dice anche a lunedì serie in Veneto, alunni, giocando sulla parola alunni, che se i esatto va a scuola, ma se anche ci vediamo lunedì, ti dici alunni, e da via, sarà a porta con me, alunni. Vabbè, ogni modo, ciao persone, buon anno!